camper della CGIL della scuola sta già facendo un giro in tutte le zone del paese per affermare uno slogan di fondo: stessi diritti, stesso paese. Il tema ovviamente sullo sfondo è la modifica della Costituzione sui due aspetti: autonomia differenziata e ora anche premierato. Ma basterebbe fare attenzione all'utilizzo delle parole e si capisce già qual è l'obiettivo. Sentiamo parlare di autonomia differenziata come maggiori poteri da dare alle regioni, anzi sarebbe più giusto dire da dare ai governatori o ai presidenti di regione. Ecco, questo, il conferire maggiori poteri, diventa anche il fine ultimo di tutte le modifiche costituzionali. Dovremmo invece ribaltare l'ottica e non parlare di poteri da dare o non dare a qualcuno, ma di diritti dei cittadini e delle cittadine. Non solo, parlare di diritti significa riconoscere quali sono le condizioni che rendono possibili l'erogazione di quelle prestazioni fondamentali come sanità, per esempio l'istruzione, ma non solo, l'assistenza, il territorio, eccetera, in modo da garantire un livello di diritti sociali a tutti i cittadini del paese. Ma c'è anche un altro aspetto. Parlare di diritti significa anche parlare di un'altra cosa. Noi abbiamo davanti delle sfide che sono importanti, voglio dire, non semplicemente noi come paese, ma anche a livello europeo e internazionale. Parlo dei cambiamenti climatici, parlo per esempio delle transizioni energetiche, parlo del tema anche delle tensioni geopolitiche e naturalmente anche parlo delle transizioni tecnologiche e produttive che avvengono. Ecco, pensiamo a qual è il livello più opportuno per affrontare queste sfide. Non basta nemmeno il livello solo nazionale, figuriamoci se 20 staterelli, 20 regioni con regole diverse possono affrontare questi temi in maniera efficace. Ecco, quindi questo è il punto di fondo. Poi, volendo, siamo anche a un'ultima considerazione. Si diceva un tempo che la Costituzione è di tutti, le leggi le fa il Parlamento o le fa la maggioranza che sia. Ecco, siamo passati dalla Costituzione di tutti come legame anche di tipo etico tra tutti i cittadini e le cittadine del Paese alla Costituzione modificata a colpi di maggioranza. Ora siamo alla Costituzione ad partito, perché la Lega vuole l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia il premierato, Forza Italia le modifiche sulla separazione delle carriere, quindi sulla magistratura. Penso che questa sia la maniera per disgregare il paese e non renderlo unito.